Bentrovati e bentornati a Storie. Che cosa è successo dopo che la guerra di Troia ha avuto il suo momento apicale nell'uccisione e nella morte di colui che in qualche modo incarnava l'onore dei troiani, Ettore? Cosa è successo dopo che Achille ha avuto la sua vendetta? Se lo domandano gli scritti chiamati dell'Omero Minore e che in qualche modo cercano di completare il ciclo troiano. L'Etiopide è uno scritto interessantissimo che ci racconta come il nostro Achille venga ucciso da Paride. Paride, l'uomo che aveva portato via Elena, l'uomo che aveva rapito Elena dando inizio alla guerra, si vendica uccidendo Achille, vendica la morte di Ettore uccidendo Achille. Quindi la morte di Achille ci viene raccontata in questo piccolo volumetto che in qualche modo girava già all'epoca e che alimentava le fantasie di scrittori e di poeti. Ma poi c'è un'altra opera interessantissima di quest'epoca che è la Piccola Iliade. Nella Piccola Iliade ci viene raccontato che dopo la morte di Achille i greci decidono di passare al contrattacco. Non si può più far conto delle armi, far conto sulle armi perché Achille ormai è morto e quindi Ulisse prende l'iniziativa. È un'idea geniale, quella di nascondere un manipolo di greci nel cavallo di legno, darlo come dono ai troiani e i troiani ci cascano e accolgono come dono questo cavallo di legno che viene portato dentro la città e nottetempo escono dal ventre del cavallo e invadono la città di Troia conquistandola. E la distruzione di Troia ci è raccontata da un terzo poemete interessantissimo che è quello che si chiama la distruzione di Illio proprio. Illio era l'altro nome di Troia, infatti da qui deriva il nome Iliade. La città viene completamente distrutta e rasa al suolo e parte la grande epoca dei ritorni, dei rientri, i re che tornano a casa. Ecco, in queste tre piccole opere noi abbiamo il sequel dell'Iliade, ad indicare come l'Iliade era stata fondamentale e importante per tutto quello che aveva significato all'interno del mondo greco. Quello che colpisce di questi sequel è proprio il fatto dell'ineluttabilità del destino. Achille ha un destino segnato nonostante sia l'eroe, Troia ha un destino segnato nonostante abbia avuto la capacità di rialzarsi più volte. Tutto sembra avere un destino e un fato segnato dagli dei. Contro il destino sembra che non ci si possa fare niente. E questa è un'altra delle grandi sfide che il mondo greco lancia al mondo occidentale. È vera questa cosa? È vero che tutto è deciso da un destino cieco contro cui non ci si può fare niente? Con questa domanda si misureranno autori, interlocutori e cultori di tutto l'Occidente e quindi conviene misurarci anche noi nelle prossime puntate di Storie.